Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la mascherina ci sono i narcisi, che sono dei bei fiori, e i narcisisti, che ultimamente il Marietto ha preso un po' come caso pilota per raccontare alcune cose di alcuni personaggi. Però prima di iniziare queste micropillole, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Guide Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove su Telegram sono tutti invitati, l'entrata è libera, si può fare un percorso gratuito con il Degare Marietto Veneziano di esoterismo. Bene, vediamo un po' questi narcisi o narcisisti come sono per definizione. Prima di tutto il narcisista non sa e non è in grado di amare, non è in grado di entrare in empatia con l'altra persona. Quindi non riesce proprio, è più forte di lui perché non è nella sua natura, non ha compassione dell'altro, soprattutto se è una sua compagna o compagno. Quindi non sa condividere la sofferenza e non sa condividere la felicità dell'altra persona. Quindi proprio non è in grado di entrare nell'intimità dell'altra persona. Comunque bisogna mettere una cosa, che molte persone hanno questi leggeri aspetti che sono un pochettino gelosi o sospettosi. Questo qui è nella natura umana, però nel narcisista è proprio, non è un'eccezione o dei momenti sporadici, ma è la normalità. Praticamente il narcisista ha questo aspetto di possesso degli altri in ogni modo possibile. Quindi vuole praticamente pilotare, comandare e in un certo senso, non tutti, ma molti narcisisti, distruggere lo stato, praticamente l'integrità psichica dell'altra persona. Comunque esistono diversi tipi e gradi di narcisismo, ci sono quelli proprio perversi che vogliono distruggere proprio l'altra persona, la vogliono annientare psicologicamente con ogni strategia, dalla bugia in su, cioè praticamente tutto quello che fa il narcisista, anche se vi dice di amare, vi porta magari nei migliori ristoranti, è solamente per in un certo senso usarvi come un oggetto, ma fondamentalmente vuole praticamente annientare la vostra psiche, i vostri corpi sottili. Poi c'è anche il narcisista estroverso, che ha una maschera aperta, sembra un burlone, ma in realtà è un doppio gioco. Quindi anche lui fondamentalmente segue la stessa strada, solo che magari è anche simpatico. Poi c'è quello nascosto, quello che mendica, quello che sembra sempre come si suol dire, una vittima, cioè quello che vi fa sempre sentire delle crocerossine, quello che praticamente vi instaura nel vostro essere l'attitudine della crocerossina Madre Teresa di Calcutta. Praticamente se voi state assieme a questi narcisisti nascosti, dopo un po' di tempo diventate come Madre Teresa di Calcutta, perché ogni problema ce l'ha lui e continua a mettervi pesi sopra le spalle. Bisogna anche dire una cosa, che non tutti sono narcisisti, anche se hanno magari queste leggere attitudini. Ci sono anche persone egocentriche che non sono narcisisti, oppure iperlogici. Quindi non bisogna in un certo senso, bisogna fare una scelta. Ci sono certe persone che magari vi raccontano il loro problema, ma non sono narcisisti, però capite che molti narcisisti hanno queste attitudini nascoste. E quindi se a un certo punto voi vi rendete conto di essere schiavi psichici e psicologici di queste persone, bisogna attivare dei meccanismi di difesa. Però bisogna anche capire una cosa, che non è facile a vederli subito al primo colpo, perché quando siete entrati nella loro ragnatela, no? Loro hanno già praticamente attivato tutti i sistemi per immobilizzarvi. E come si vedono le prime volte questi narcisisti? Di solito sui social, se è una donna, praticamente mette delle foto in continuità, magari è la sua parte migliore, se ha delle belle gambe, che non è una cosa, come si dice, brutta questa, no? Però magari esalta troppo i suoi aspetti migliori e li mette sempre in evidenza,
come se fosse un mercato, no? Cerca di attirare come il miele la sua preda. Invece se è un uomo, il problema è che è più difficile da sgamare per il semplice fatto che lui metterà sempre, come si dice, in ben mostra, se ha soldi, il fatto di avere una bella macchina, di andare in bei posti, insomma solletica in un certo senso la golosità del mondo femminile, proprio perché lui è attaccato alla materia. Chiaramente si può sgamare subito con un'indagine radiostesica, questo è chiaro. Poi chiaramente i narcisisti hanno i bovis bassi, quindi già questo qui è una prerogativa, che se uno ha i bovis bassi certamente non è un stinco di santo, e quindi è un karma pesante anche da fare, da imparare. Insomma, ci sono tante altre cosine che un narcisista ha nel suo fagottino dietro le spalle, molto pesante, però generalmente lui cerca sempre di mettersi in mostra sul piedistallo, e poi chiaramente con tutte le tecniche che ho già spiegato anche nelle altre pillole cercherà di soggiogarvi, ma non perché vi ama, perché lui non sa amare, mentre un iperlogico o un egocentrico sa amare, amerà una persona, un narcisista molto probabilmente proprio non sa amare e cercherà solamente la distruzione del proprio partner, anche col miele, anche portandovi in bei posti, ma fondamentalmente dentro lui è una macchina che tritura tutto quello che gli sta intorno nella sua orbita. Allora il vostro marietto cosa vi dice? Vi dice che prima si fa una bella indagine radiostesica, se voi magari avete intenzione di conoscere una persona o di approfondire certe dinamiche con una persona, e poi se proprio invece si è già dentro in questa tela di ragno che si vuole uscire, si può usare praticamente o la lezione basic di radiostesia 14 che ho messo dentro il taglialegami perniciosi e negativi, e poi se proprio si è lasciato si usa la lezione 15 di radiestesia basic del vostro marito veneziano, che praticamente taglia legami sentimentali un po' ancora quando ci si è lasciati o ci si cerca di lasciare. Eventualmente se la cosa è pesante e questo narcisista ha proprio preso possesso praticamente della persona, allora lì si può attivare delle dagide. La dagida vi ho già spiegato che cos'è nelle varie pillole, e quindi vi metto qui in sovrappressione un'immagine di alcuni lavori che si sono fatti proprio per staccare da questi personaggi subdoli che praticamente non amano le persone che sono cadute nelle loro sgrinfie e ci stanno lasciando salute, la famiglia, il benessere, vengono risucchiati praticamente tutti e sono diventati quasi degli schiavi psichici. Bene cari amici, il vostro marietto ha finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima.